Domani mattina il RIS a Conegliano, nell'abitazione dove è stata uccisa Margherita Ceschin, teli protettivi sul probabile percorso dei malviventi, quasi sicuramente in due. Restano le tante anomalie di un delitto tutto da chiarire. Giornata di incontri a Roma per il sindaco Mario Conte, sul tavolo i lavori alla stazione ferroviaria e i dossier più importanti sulle infrastrutture da realizzare. In Veneto 7 persone su 10 alle prese con le liste d'attesa per le visite specialistiche, a dirlo l'indagine condotta dai sindacati regionali per la cataratta, attesa minima di un anno in tutte le ULSS. Congresso Lega, nessun accordo tra Marcato e Stefano, respingere la ricostruzione di Gian Antonio Darè e Riccardo Barbisan, componente dell'ala trevigiana che ha scelto il neosegretario e non Franco Manzato. E corsa contro il tempo Castelfranco per convincere Stefano Marcone a ritirare le dimissioni da sindaco, ma il diretto interessato posta un video su Facebook nel quale ironizza sui 3 consiglieri che replicano "basta attacchi". Faceva crescere una mini serra di marijuana riscaldandola con un allacciamento abusivo, i carabinieri denunciano un 55enne di Vittorio Veneto. Effetto siccità, i pesci a rischio sopravvivenza nel Piave, a salvarli i volontari FIPSAS preoccupati per la situazione, un intero ecosistema in pericolo, dicono. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è ancora in primo piano. L'omicidio di Conegliano, l'omicidio di Margherita Ceschin. Domani mattina nell'abitazione della vittima i carabinieri del RIS. Oggi gli investigatori hanno posizionato dei teli protettivi sulla ringhiera e sulla macchina della vittima. Si cercano tracce biologiche e impronte. In questo punto della ringhiera probabilmente i malviventi hanno scavalcato la recinzione per entrare nel giardino della palazzina. Poi sono saliti sulla macchina della vittima parcheggiata proprio sotto il terrazzo. Da qui hanno potuto raggiungere facilmente la porta-finestra dell'abitazione di Margherita Ceschin. Gli investigatori hanno coperto con dei teli protettivi il probabile percorso degli assassini per attendere gli accertamenti dei carabinieri del RIS. Si cercano tracce biologiche e impronte. Intanto continuano serrate le indagini dei carabinieri che stanno passando a setaccio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Al vaglio 2 sagome riprese in zona. Ma per il momento tutto rimane da verificare. Sembra prendere più consistenza il fatto che siano 2 gli uomini che hanno compiuto il feroce delitto. Sul movente tutto rimane aperto, nessuna ipotesi viene scartata. Per ora si indaga per un furto terminato nel sangue, ma rimangono molte dinamiche da chiarire, come il fatto che i malviventi non abbiano preso la catenina d'oro al collo della vittima e nessun altro oggetto di valore, ma solo il portafoglio. E poi il mistero del cellulare distrutto e poi lasciato sotto l'acqua corrente. Un puzzle da ricostruire. 3 comunità sotto shock: San Pietro di Feletto, paese d'origine della 72enne, dove venerdì si svolgeranno i funerali; Conegliano, dove da alcuni anni viveva Margherita, e Ponte di Piave, dove aveva abitato e lavorato assieme al marito in un'azienda vitivinicola. Ed è proprio un imprenditore del posto che ci racconta di quegli sprazzi di vita. Io consegnavo l'uva, il raccolto dell'uva al marito sulla cantina e ho conosciuto benissimo la signora perché nell'ambito della vendemmia lei, diciamo, dirigeva tutto il personale all'opera sulle vendemmie, per cui lo prendeva la mattina alle 7 fino alla sera staccavano, seguiva tutta l'attività del marito. Una persona disponibile che lavorava tanto. Gentilissima, da quello che ho potuto seguire io nel periodo delle vendemmie, l'ho seguita anche il periodo. Poi l'ho conosciuta anche quando hanno aperto il locale Locanda a Roma, la signora è sempre gentilissima. Si incrina la voce quando pensa alla tragedia che si è consumata venerdì notte. Scossi e sotto shock i cittadini di Ponte di Piave. Gran parte appunto delle amicizie appartenevano a questo comune e quindi la vicinanza a tutta la famiglia, alle figlie e ai nipoti. Sicuramente una cosa che ha scosso i nostri cittadini, perché alcuni di loro appunto, essendo un'azienda all'interno del nostro territorio, la conoscevano. Il comune, termina il sindaco, rimane a disposizione della famiglia per qualsiasi necessità. Intanto, a proposito dei furti, ieri abbiamo raccontato della razzia in un'unica via, la via San Rocco di Roncade, e la testimonianza anche di chi ha sventato il furto. Ebbene, proprio nella stessa via, ma non solo in quella zona e non solo a Roncade, i malviventi sono tornati in azione soltanto poche ore dopo. Ho visto delle tracce e 2 moto che stavano correndo per il vigneto
e praticamente dopo se ne sono andati via. Le tracce della fuga dei ladri tra i campi, i malintenzionati scappati in moto coperti dal passamontagna che secondo le segnalazioni dei residenti di via San Rocco raccolte dall'associazione Furti in Corso hanno tentato un colpo in abitazione ieri per poi far perdere le loro tracce. È solo l'ultimo tentativo in ordine di tempo in questa zona di Roncade presa di mira negli ultimi giorni. Nella notte tra lunedì e martedì diversi colpi erano stati messi a segno sulle auto parcheggiate, poi un tentativo in abitazione in cui era stato il padrone di casa stesso a metterli in fuga, accorgendosi della loro presenza grazie al sistema di videosorveglianza interno. Infine ieri in moto in pieno pomeriggio. Soprattutto anche il modus operandi, no? Che arrivano in moto, passamontagna, provano a suonare, scatta l'allarme e scappano, quindi sembra quasi che vogliano ancora testare di nuovo la zona dopo già averlo fatto già il primo giorno, il giorno prima, quindi sta preoccupando molto sia tutti i residenti di Roncade ma anche comunque di comuni limitrofi, perché poi abbiamo visto che si sono spostati veramente dopo pochi minuti a Monastier, che è a 5 minuti da quella zona lì. Ovvio che è una zona anche un po' particolare, nel senso che ha tanti campi dove poter scappare, però è anche vedo che erano in moto, quindi con una targa che poteva essere magari riconosciuta da un'eventuale videosorveglianza che poteva essere messa in atto, che qui manca purtroppo. Un'escalation che preoccupa i residenti, specie in vista delle ferie estive. Preoccupazione a cui l'amministrazione ha risposto potenziando i controlli sul territorio da parte della polizia locale nelle fasce pomeridiane e serali. La gente va in ferie, va in giro e purtroppo loro se ne approfittano di questo. È così. Adesso parliamo di infrastrutture e di viabilità in questo caso, perché le autostrade del Friuli Venezia Giulia e del Veneto sono da ieri in concessione a una società interamente pubblica partecipata dalle due regioni, Friuli Venezia Giulia per il 90% e Veneto per il restante 10%, secondo il modello in-house. È un provvedimento atteso da anni ed era stato annunciato mesi fa, che valorizza al massimo i territori, dice il Ministero dei Trasporti, così come desiderato dal Vice Premier e Ministro Matteo Salvini. L'accordo per la nuova convenzione con la società Alto Adriatico è stato sottoscritto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sarà a tariffe invariate per l'utenza per l'intera durata della concessione. La società è competente nelle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A4 Raccordo Villesse-Gorizia, A57, sino ad ora gestite da Autovie Venete SPA. Un comitato di indirizzo e di coordinamento composto anche da rappresentanti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto e del Ministero dell'Economia e delle Finanze assicurerà il coordinamento con il Ministero dei Trasporti. A proposito di infrastrutture e di trasporti, la giornata romana, quella di oggi, del sindaco Mario Conte, che ha incontrato Salvini ma anche le ferrovie, sul tavolo i lavori alla stazione ferroviaria con particolare interesse nella zona di San Zeno e anche i dossier sui più importanti opere infrastrutturali da realizzare in città. Missione romana questa mattina del sindaco di Treviso Mario Conte, prima l'incontro con il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, sul tavolo alcune opere fondamentali per il capoluogo della Marca, dal dossier quarto lotto della tangenziale alla rete fognaria. Successivamente il primo cittadino ha fatto il punto sull'avanzamento dei lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria di Treviso con Antonello Martino, responsabile ingegneria e investimenti di RFI. Si tratta di un intervento dal valore di oltre 9 milioni di euro da parte di RFI e del comune di Treviso per il nuovo polo di mobilità integrata. Il fabbricato viaggiatori registra ad oggi un avanzamento del 40% delle opere programmate. Sono in fase di ultimazioni locali dove troverà posto la nuova velostazione. Qui RFI prevede l'ampliamento dell'atrio, il rifacimento dei servizi igienici e la rigenerazione del piano primo di stazione. Al posto delle precedenti funzioni strettamente ferroviarie troverà spazio uno studentato che potrà incrementare l'offerta di posti letto riservati ai ragazzi fuori sede. La novità più importante però riguarda l'intervento verso il lato sud, ovvero nel quartiere di San Zeno, per il quale sono in fase di definizione gli interventi di riqualificazione degli accessi e della viabilità, con l'obiettivo di potenziare le dotazioni intermodali su quel fronte della stazione, fondamentali per completare l'offerta di interscambio su entrambi gli ingressi.
C'è grande soddisfazione per questa nuova implementazione, spiega il sindaco Mario Conte. L'incremento degli interventi porterà praticamente al raddoppio degli importi di intervento, arrivando a circa 18 milioni, di cui 4 investiti nel quadrante sud che insiste sul quartiere di San Zeno. Si tratta di una partita importantissima che abbiamo voluto chiudere per riqualificare un altro quadrante di città, rendendolo funzionale per i passeggeri e maggiormente fruibile da parte dei cittadini. Una grande conquista, conclude Conte, per Treviso e per il suo nuovo polo della mobilità, che vuole essere anche sinonimo di vivibilità e sostenibilità. Adesso la sanità. In Veneto 7 persone su 10 alle prese con le liste d'attesa. A dirlo l'indagine condotta dai sindacati regionali in seguito ai disagi e alle segnalazioni della gente presentate questa mattina a Mestre. Il quadro è quello di tutte le 9 ULSS del Veneto. Liste d'attesa in Veneto, com'è la situazione? La situazione è una situazione di emergenza. Un anno di attesa come minimo per le cataratte, così in tutte le 9 ULSS venete. Nella ULSS 3 al Civile di Venezia pareva anche il ginecologo. Così una signora per un problema urgente, dopo oltre un'ora di viaggio arrivata a Mestre, si è vista restituire la richiesta dall'accettazione del CUP perché era mercoledì e la prestazione si fa solo al martedì e per appuntamento. E ancora nella ULSS 7 una visita entro i 6 mesi segnati sull'impegnativa era disponibile ma solo a pagamento. Soltanto alcune delle testimonianze riportate ai sindacati nell'indagine condotta da marzo a maggio corrente sulle 9 ULSS regionali sui tempi d'attesa per visite ed esami specialistici, cercando di prenotare tramite CUP. Il 69% del campione da noi intervistato, che è di oltre 3.000 persone, non è riuscito a prenotare al CUP. Il 30%, quindi circa 3 su 10, sono riusciti a prenotare con il CUP, ma anche di questi non tutti, anzi molti, non sono riusciti a farlo nei tempi della prescrizione, quindi abbiamo un 46% delle prestazioni entro i 30 giorni che non sono state prenotate dal nostro campione entro i 30 giorni e un 43% nelle prestazioni più lunghe dai 2-3 mesi. Le prestazioni più richieste su cui si è effettuata questa indagine, la diagnostica per immagini, oculistica e la visita cardiologica, solo per citarne alcune. 7 le persone su 10 in lista d'attesa perché non sono riuscite a prenotare tramite CUP. Maglia nera la ULSS 4 del Veneto orientale con l'81%, seguita a ruota dalle vicentine della 8 Berica e 7 Pedemontana, rispettivamente 78 e 76%, con l'ex equo della 6 Eugania e 3 Serenissima, 71%, staccate di un punto dalla ULSS 2 Marca Trevigiana. Tra l'altro un quarto non sa neanche che, o non è stato messo nelle liste d'attesa o non lo sa, non l'ha capito. Con le prestazioni che finiscono così per essere prenotati a pagamento in strutture pubbliche o private, mentre il 59% degli intervistati attende ancora di essere richiamato dalla ULSS, in questo caso maglia nera alla ULSS 2 Marca Trevigiana, seguita dalla 7 Pedemontana. Nel campione c'è un 68% di anziani, quindi questo è un dato da tenere a mente. E sulle liste d'attesa le rassicurazioni della Regione: entro dicembre verranno programmate oltre 246.000 visite con codice D, cioè a 30 giorni. E poi ci sono le proposte dei sindacati. Si chiama percorso di tutela, una tra le soluzioni proposte dai sindacati per scavalcare i tempi d'attesa per una visita o una diagnostica, nonostante la prescrizione medica magari anche urgente. Il cittadino avrebbe diritto di esigere che quella prestazione venga fatta in libera professione intramuraria pagando solamente il ticket. Quindi noi abbiamo suggerito a chi si è rivolto nelle nostre sedi lamentando appunto il disagio che ha nell'accesso alla sanità pubblica di inviare una raccomandata alle USL per esigere questo diritto. Abbiamo visto che quando i cittadini hanno inviato la raccomandata o quando si sono lamentati presso l'ufficio relazioni per il pubblico, questa cosa ha fatto scattare subito il fatto che sono stati richiamati e hanno avuto la prenotazione. Altra proposta: prevedere per gli over 70-75 di aprire degli slot vicino alla propria residenza, anche per evitare la lontananza influisca sulla rinuncia alla prestazione. La Regione è favorevolissima a questo tipo di procedura, anzi ritiene che questo sia un percorso che bisogna assolutamente perseguire. 30 milioni di euro i fondi stanziati dalla Regione Veneto per il piano di rientro delle liste d'attesa per le prestazioni con codice D, cioè entro 30 giorni, da programmare entro dicembre prossimo.
e hanno iniziato già con le priorità, quelle che erano a 10 giorni. Da novembre ce n'erano, ad esempio, questo è un dato che ci hanno dato 2000, ad oggi ce ne sono 23, a settembre prenderanno in carico quelle che hanno i 30 giorni, che sono poi quelle che anche dal nostro monitoraggio si sono rivelate, insomma, quelle più critiche. Si parla di quante prestazioni? Allora loro hanno degli obiettivi su delle prestazioni di 246.000 prestazioni che loro vogliono recuperare da maggio 2023 a dicembre 2023. Torniamo alla cronaca giudiziaria. In questo caso è in grado di affrontare il processo Michele Tatani, uno dei due indagati, l'altro è l'amico e connazionale albanese Gezim Kerosi, per i fatti tragici del 4 marzo scorso, la notte del 4 marzo, quando l'auto del 19enne si schiantò contro un albero a Gorgo al Monticano, provocando la morte di Barbara Brotto, 17enne di Oderzo, ed Eralda Spaillari, 19enne di Ponte di Piave. Nei confronti di Tatani non è stato dunque necessario effettuare l'incidente probatorio che infatti il GIP non ha disposto. È infatti pienamente cosciente ora, malgrado il lungo ricovero in ospedale in cui nei primi giorni aveva lottato tra la vita e la morte in stato di incoscienza. Il ragazzo dunque sta meglio e può partecipare validamente al probabile processo in cui sarebbe imputato di omicidio stradale, ora è indagato per omicidio stradale. Intanto c'è attesa per l'esito degli altri accertamenti irripetibili disposti dal giudice per le indagini preliminari, e cioè quelli sui telefoni dei due guidatori e soprattutto sulla dinamica dell'incidente di quella terribile notte del 4 marzo scorso. A proposito di sicurezza stradale, un giro di vite sulla sicurezza è arrivato dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri per il nuovo codice della strada, supermulte, test antidroga e sospensione a patente fino a 30 anni. Abbiamo ascoltato le opinioni dei trevigiani. La sicurezza stradale credo debba essere anzi al primo posto e come impegno di tutti i cittadini. Il telefono e comunque anche l'alcol sono dei deterrenti molto forti e sono convinto in realtà che questa ulteriore stretta sia doverosa, punto primo, e sicuramente anche necessaria. C'è troppa gente che è distratta proprio dal telefonino, quindi secondo me è giusto che sia così severo. Per quanto riguarda invece il giro di vite che viene impresso su tutte le altre casistiche con sospensione della patente anche per minime violazioni, bisogna anche fare un'attività di prevenzione e non solo di repressione. Io sono d'accordo perfettamente, perché oramai succedono troppi incidenti e c'è la gente che va per strada guardando, addirittura i camionisti vanno guardando lo schermo della televisione, roba del genere, quindi perfettamente d'accordo. Se si rigidiscono le regole del codice della strada bisogna essere sicuri che dopo le pene vengano, tra virgolette, vengono applicate, e soprattutto io non sono d'accordo sulle sanzioni economiche perché chi può paga e non è un discorso educativo. Sono d'accordo con chi l'ha proposta, che il governo l'abbia approvata, perché facendo un certo lavoro che faccio io, non dico che lavoro, vedo purtroppo le aule dei tribunali sono zeppi di queste situazioni. Penso che sia giusto e che sia ancora poco. Dovrebbero essere ancora più severi su queste cose per far capire alla gente i pericoli che fanno correre a se stessi, ma soprattutto alle altre persone. La politica adesso, le polemiche post congresso Lega che continuano, nessun accordo tra Marcato e Stefani a respingere la ricostruzione che abbiamo raccontato ieri di Gian Antonio Darè. È Riccardo Barbisan, componente dell'ala trevigiana, che ha scelto il neosegretario e non Franco Manzato, una scelta che Barbisan rivendica con forza. Ma se Marcato avesse fatto l'accordo con Stefani avrebbe preso il 90% probabilmente. E poi ognuno vota quello che vuole, e era ovvio che non tutti avrebbero votato il candidato trevigiano, come non tutti a Padova hanno votato il candidato padovano. Non c'è sempre identità nel voto rispetto al territorio nel quale si abita. L'ala trevigiana del Carroccio non è solo quella che sosteneva Franco Manzato, lo ribadisce con forza Riccardo Barbisan a 4 giorni da quel congresso che ha lasciato più strascichi polemici che unità di intenti. L'eco delle accuse a Marcato, e non solo da parte di Gian Antonio Darè, a Focus è ancora forte. Evidentemente ha fatto l'accordo, ha trovato una quadra con Stefani e assieme a lui anche una componente importante trevigiana,
molto importante trevigiano. E bisogna vedere lui con chi ha parlato, perché Gian Antonio De Re non mi ha mai chiamato per votare nessuno, a parte che io neanche ero delegato al congresso, quindi non dovevo neanche pormi la domanda su chi votare. Probabilmente si è fidato delle persone sbagliate, non è la prima volta che gli succede. La stoccata ironica viene da chi invece fa parte di quella Lega trevigiana che ha sostenuto Alberto Stefani e non ci sta a farsi tacciare di tradimento né a farsi etichettare come parte sconfitta. La narrazione che a me non piace è di sentir parlare di una Lega trevigiana sconfitta. Ci sono anche tanti delegati al congresso della provincia di Treviso che oggi si trovano nella posizione di aver vinto, quindi il fatto di dire che la provincia di Treviso ha perso a me fa sorridere, nel senso che non è proprio così. Forse più del 50% dei delegati della provincia di Treviso ha votato per Stefani. In direttivo regionale abbiamo il più votato dei membri del direttivo regionale, che è un trevigiano, ovvero lo storico esponente moglianese Giuseppe Canova. Resta però un Carroccio Veneto alle prese con tensioni sotterranee fortissime. Barbisani è convinto che l'opera diplomatica porterà i suoi frutti. Alla fine non ce n'è uno che sia per l'autonomia e uno che sia contro, uno che sia per le piccole medie imprese e uno che sia per le multinazionali. Siamo tutti dalla stessa parte e le cose, come dicevano i democristiani, sono più le cose che ci uniscono di quelle che ci dividono. Sempre da lei però dice ha vinto la linea del ponte di Messina e non quella dell'autonomia. Vabbè, guardi, che lo dica un parlamentare europeo sul tema del ponte di Messina, quando il ponte di Messina è una delle parti fondamentali dei corridoi europei Palermo-Berlino, fa sorridere, nel senso che il ministro delle infrastrutture si occupi pure del ponte sullo stretto di Messina, ma io da cittadino trevigiano so che è venuto qui 3 o 4 settimane fa a portarci i soldi per la progettazione del quarto tronco della tangenziale che né Bossi né Maroni né nessun altro ci ha mai fatto. La chiave di tutto sta nel futuro di Roberto Marcato, uno che Barbisani conosce molto bene dai suoi trascorsi di consigliere regionale. Una persona che dovessimo perdere sarebbe un problema per noi, credo anche un problema per lui, perché tradire così la sua storia non credo che neanche lui lo voglia. Quindi il mio appello è, da queste telecamere, ti prego Roberto, pensa bene a quello che stai facendo, tu sai che per la Lega vale lo stesso principio della Chiesa. Extra ecclesiam nulla salus, fuori dalla Chiesa nessuna salvezza, e così anche è stato per tutti coloro che hanno abbandonato la Lega. E intanto a Castelfranco è corsa contro il tempo per convincere Stefano Marcone a ritirare le dimissioni da sindaco, ma il diretto interessato posta un video su Facebook nel quale ironizza sui 3 consiglieri contro i quali appunto è in lotta in questi giorni e che replicano basta attacchi. Tuta bianca e idropulitrice in mano al lavoro su uno dei camion della sua ditta di autotrasporti. Il video che Stefano Marcone posta sulla pagina Facebook, diventata una bacheca di commenti sempre più frequentata dal giorno delle dimissioni, è indicativo, tanto più se accompagnato dalla frase che correda il post. Questo, scrive, è per i miei 3 amici caregari. E per chi vuole, suggerisco, visto che si avvicinano le vacanze, di prendersi una settimana di mondo reale, aiuta a individuare le priorità. L'attacco è ancora ai consiglieri Pasqualotto, Catapane e Gatto e il messaggio riecheggia pure quanto detto nel post di sabato pomeriggio che ha preceduto le dimissioni. L'invito a vivere nel mondo reale e fuori dai giochi politici. Un messaggio chiaro anche per la sua Lega. Sono giorni difficili per il Carroccio trevigiano. Poco più di 2 settimane il tempo per far recedere Marcone dalla decisione che ha terremotato Castelfranco e l'ente provincia. Il neosegretario Stefani lo ha chiamato per convincerlo a ritirare le dimissioni e il segretario provinciale Coin è al lavoro già da sabato. Ma più passa il tempo, più la situazione si fa delicata e non aiuta a trovare la quadra il post con il quale Marcone apostrofa come caregari i 3 consiglieri che a stretto giro replicano con un comunicato congiunto che dice, fra l'altro: lo informiamo che i caregari hanno un lavoro e si dedicano alla cosa pubblica soltanto per passione. Nessuno ha e potrà avere nessun tornaconto dall'attività amministrativa. Il mandato che ci hanno dato gli elettori con le loro preferenze è quello di fare le cose secondo coscienza e non è quello di adempiere in modo supino a ogni richiesta provenga da chi ha il compito di dirigere la macchina amministrativa. Abbiamo sempre avuto e abbiamo fiducia in questa compagine. Se così non fosse, il nostro comportamento sarebbe stato diverso. Confidiamo che cessino gli attacchi personali su larga scala e si torni a lavorare per il bene della città. Insomma, tutto in sospeso, giorno dopo giorno, con il diretto interessato che incassa like su Facebook anche quando decide di pulire uno dei suoi camion.
Adesso la pubblicità, poi di nuovo la cronaca. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso, la cronaca. I carabinieri intervengono in un'abitazione dove un 55enne di Vittorio aveva una mini serra di marijuana e la curava, la riscaldava con tanto di allacciamento abusivo. A chiamare i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto sono stati medici ed infermieri del SUEM 118 intervenuti in un'abitazione per lo stato di alterazione di un 55enne. Una volta sul posto i militari dell'Arma si sono trovati di fronte ad una sorpresa inattesa. In una stanza della casa era stata ricavata una mini serra con 6 piantine di marijuana, con relativa lampada, luce artificiale e ventilatore. Ma proprio scollegando queste apparecchiature dalla rete elettrica i carabinieri si sono accorti dell'esistenza di un possibile allaccio abusivo. Così è stato allertato anche il personale della società distributrice di energia, che ha verificato come i collegamenti elettrici si indirizzassero verso i piani alti dell'abitazione. E proprio accedendo mediante una scala attraverso una botola alla soffitta della casa, ecco l'ulteriore scoperta. Un vivaio con 75 piante di marijuana immersi in acqua, ventilatori, pareti isolate e lampade da 600 watt, il tutto abusivamente allacciato a monte del contatore. Al termine degli accertamenti, il 55enne e la convivente 50enne sono stati indagati con l'ipotesi di reato in concorso, di furto aggravato di energia elettrica e la violazione in materia di stupefacenti. Adesso parliamo di siccità. Nonostante il maltempo di questi giorni è ancora un grosso problema e uno degli effetti è quello dei pesci a rischio sopravvivenza nel Piave per la scarsità di acqua in intere zone del fiume. A salvarli arrivano i volontari della FIPSAS, che però sono preoccupati per un ecosistema in pericolo. Scene di un salvataggio. Qui i volontari sono alle prese con gli avannotti, piccoli pesci che a causa della scarsità d'acqua nel Piave rischiano di morire. E così, dall'altezza del ponte della Priula in giù fino a Saletto, gli uomini della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee si spendono per portarli in salvo. Il problema soprattutto è che dal ponte della Priula in giù l'acqua si infossa sostanzialmente del Piave, rilasciando, creando delle pozze dove all'interno di queste pozze purtroppo vengono intrappolati dei pesci e bisogna salvarli. Interventi che si ripetono tutti i giorni nei periodi di siccità. Viene utilizzato uno strumento con corrente a basso voltaggio che li stordisce momentaneamente e consente di trasportarli in vasche con ossigeno in luoghi a monte o a valle del Piave dove la maggior portata d'acqua risulta tale a garantire la loro sopravvivenza. Ieri sono state impegnate 2 squadre, sostanzialmente con gli elettrostorditori cerchiamo di spostare quanto più pesce possibile, di salvare quanto più pesce possibile, ma comunque tanto pesce muore. Altro problema grave, quello che resta e quello che riusciamo a spostare viene massacrato dai cormorani. Intervenire a priori, l'input che arriva da FIPSAS suggerendo quali le strade percorribili. Secondo noi abbassare quello che è il livello della ghiaia che c'è del sedimento che ogni anno viene trasportato del Piave, perché in quella zona soprattutto la falda è 1,60 m sotto, quindi c'è tantissima ghiaia da asportare e via. È anche vero che tante associazioni purtroppo non condividono queste pratiche, non sapendo quello che succede però, perché togliendo acqua al fiume, ripeto, tutta la fauna e poi muore un ecosistema completo. Quindi aspettare che si rigeneri un ecosistema è tanto lungo come periodo. Cambiamo argomento. Qualche mese fa, in diretta nella nostra prima edizione, l'associazione Alto Volume aveva lanciato l'appello per donare apparecchi acustici ai bambini in difficoltà economica. Ebbene, grazie a Antena 3 quel messaggio è arrivato a destinazione. E alla fine siamo riusciti, grazie anche a questo servizio, a donare apparecchi acustici a 2 bambini, una bambina di 1 anno e un bambino di 8 anni.
con totale di 4 apparecchi. Alto Volume lo scorso febbraio, ospite della nostra prima edizione, aveva lanciato l'appello per poter donare particolari apparecchi acustici a bimbi sordi di famiglie con problemi economici. La difficoltà dell'associazione era proprio quella di intercettare le situazioni di bisogno da affiancare tra chi ne approfitta e chi per pudore non chiede aiuto. Poi però, attraverso le nostre telecamere, il messaggio è arrivato a destinazione e oltre ai 2 bambini, Marco Laurito e il suo gruppo sono riusciti ad aiutare anche un'intera famiglia ucraina in fuga dal paese in guerra. Tutti 4 i componenti sono sordi, ma mentre i figli erano già provvisti di apparecchi acustici, per i genitori la situazione era diversa. Loro non possono parlare con i figli proprio perché sprovvisti di apparecchi. Allora, in accordo con i nostri donatori, ovvero l'ANAP di Treviso, abbiamo deciso di donare altri 4 apparecchi, 2 per la mamma e 2 per il papà. Con l'aiuto dell'associazione è stato permesso a mamma e papà di poter trovare un lavoro. I genitori potranno in qualche modo comunicare con i figli e quindi c'è un risultato a lungo termine. Ma Alto Volume è pronto ad aiutare altri bimbi e le loro famiglie. Noi abbiamo ancora la possibilità di donare apparecchi per altri 5-7 bambini. Durante quella trasmissione Marco, anch'egli non udente, aveva raccontato di essere stato da piccolo vittima di bullismo, una testimonianza che ha spinto molte famiglie a contattare l'associazione per portare alla luce quelle stesse difficoltà vissute oggi dai loro figli, tra tutte la storia di un papà che sta subendo delle forme di bullismo, io oserei dire anche in forma subdola rispetto a quella che subivo io. Qui si tratta addirittura che il bambino è bullizzato e dopo viene trasformato in bullo. E il padre appunto ha visto questo servizio nostro e si è preso coraggio, perché qui c'è anche il coraggio del genitore di fare dei passi in avanti. Far conoscere il mondo della sordità è uno degli obiettivi di Alto Volume e un'occasione arriverà il 1° luglio in occasione di Gaia Jazz, evento musicale in programma a Fossata di Portogruaro organizzato da Dot Mob, che ogni anno si rivolge ad un'associazione di volontariato sociale, e per questo festival la scelta è caduta proprio su Alto Volume, alla quale sarà destinato parte dell'incasso della serata. Adesso le notizie dal Bellunese. E torniamo a parlare di sanità e c'è l'ULSS 1 in primo piano con il bilancio di un importante settore, quello della radioterapia. È passato un anno dalla presentazione del nuovo acceleratore lineare per il trattamento radioterapico delle patologie oncologiche e l'ULSS 1 Dolomiti ha colto l'occasione per fare un bilancio dell'attività della radioterapia in capo al primario Alessandro Magli, direttore di un reparto caratterizzato dall'altissimo standard tecnologico e che con i suoi 4 medici e 9 tecnici è un riferimento per il trattamento dei pazienti oncologici. Il trattamento radioterapico è un trattamento che si basa sull'erogazione di raggi X, quindi non è materiale radioattivo, non comporta nessun problema al paziente. Su base annuale si effettuano circa 700 trattamenti radioterapici su pazienti che in un caso su 5 arrivano da fuori provincia, ma spesso anche da fuori regione, complice anche l'assoluta eccellenza in merito alle tempistiche delle liste d'attesa, mediamente inferiori ai 30 giorni. Sul fronte degli studi scientifici invece il reparto vanta il primato italiano nel numero di pazienti arruolati per studi di radioterapia stereotassica. Siamo in grado di offrire alla popolazione del Bellunese, ma anche nella popolazione veneta e extra, dei trattamenti all'avanguardia soprattutto in determinate patologie, ed è per questo che siamo attrattivi. Eccoci nel cuore operativo del reparto, ovvero l'acceleratore lineare che, supportato dall'intelligenza artificiale, permette di somministrare con estrema accuratezza e precisione le alte dosi di radiazioni contro bersagli tumorali spesso di minuscole dimensioni. Attivato a giugno 22 con un investimento che sfiora i 2 milioni di euro, oltre a limitare sensibilmente l'esposizione alle radiazioni degli organi vitali, dispone di un lettino motorizzato che permette di monitorare la posizione del paziente per massimizzare precisione e comfort del trattamento. Un reparto, la radioterapia, pronto alle sfide del presente ma che guarda anche al futuro. È in acquisizione una nuova TAC specifica per questa unità di radioterapia e via via anche le altre strumentazioni che già sono in possesso vanno via via aggiornate in maniera da avere appunto sempre il massimo grado di tecnologia possibile. Lo sport di alto livello sarà protagonista da Auronzo di Cadore, scelta come sede per ospitare i campionati mondiali di canoa velocità 2023.
Segnatevi le date perché da mercoledì 5 a domenica 9 luglio il lago di Santa Caterina ad Auronzo di Cadore sarà la cornice ai mondiali di canoa velocità per le categorie junior e under 23. La Federazione Internazionale Canoe ha infatti scelto Auronzo come location anche in virtù dell'ottima capacità organizzativa dimostrata agli europei del 2018. Per la regione, che ha presentato l'evento a Palazzo Balbi, un'occasione per valorizzare e promuovere il territorio. Questo campionato mondiale rientra tra gli eventi di eccellenza della nostra stagione, anche per quella che è una predisposizione della provincia di Belluno e delle nostre montagne verso l'attività sportiva, in particolar modo quelle che si svolgono outdoor. Un mondiale all'insegna della sostenibilità, la regione promette i luoghi resteranno immacolati, che è una filosofia trasversale agli eventi di canoa, ma in questo caso con particolare attenzione dovuta allo svolgersi in un sito patrimonio UNESCO. Infatti il lago di Santa Caterina, oltre a essere un'eccellente sede di gara, impreziosisce l'esperienza di pubblico e atleti col suo scenario di impareggiabile bellezza, che ha già riscosso l'apprezzamento e soddisfazione delle nazioni partecipanti. Siamo abituati a gareggiare su delle immense piscine nelle pianure e portare la gente che pratica il nostro sport in una località dolomitica come quella di Auronzo è il massimo. Numeri importanti per un evento che coinvolge 80 nazioni e che sarà trasmesso in diretta streaming in 43 paesi, con l'auspicio che la competizione agisca da volano per l'offerta turistica. Quasi 1200 atleti accompagnati da circa 400 tra tecnici e loro dirigenti e ad accoglierli in prima fila ci sono 200 tra addetti, volontari e specializzati nella gestione di questi grandi eventi. Sarà un evento che speriamo ci dia anche i risultati agonistici che aspettiamo, ma soprattutto sarà un volano di crescita e di promozione del territorio, perché poi chi arriverà nelle nostre montagne da tutte le parti del mondo non potrà che innamorarsi delle nostre montagne e del nostro Veneto. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo, venerdì attendiamoci un peggioramento del tempo, ma per giovedì intanto avremo condizioni stabili. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 29 giugno evidenzia un contesto buono con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi, cielo anche coperto di mattina ma precipitazioni assenti. Temperature stazionarie, minime tra 15 e 22 gradi, massime tra 26 e 29 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo tanto sole, cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana, ma in genere senza piogge. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 27 e 28 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con qualche nube nel pomeriggio. Temperature minime intorno ai 17 e 18 gradi, massime sui 27 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.